Cividale, brevetto Castelmonte, andiamo a prendere la salita di Codormaz. Via! Pronti via, volevo provare una nuova strada che penso di non aver mai fatto, cioè adesso sono sicuro di non averla mai fatta, non sapevo dove andasse, ho pescato una bella strada tutta fra il 7 e il 10%. Pronti via, 10 minuti all'inizio del giro. Bellissima, però una salita gratis, anche no. Allora, la salita che ho appena fatto porta al tornante che porterebbe a Castelmonte dalla salita di Albana che ho fatto la volta precedente. Però adesso mi viene un dubbio enorme, quindi mi state dicendo che ho appena fatto un pezzo di un'altra salita del brevetto che non avevo pensato di fare oggi? Potrebbe essere. Adesso guardo la mappa e vedo che fare. Allora, dovrei essere salvo, cioè questa che dovrebbe essere Tercimonte. Questa Tercimonte appunto non è una salita del brevetto e quindi non vado subito fino a su, scendo giù da Albana, vado a sinistra e vado a prendere la salita di Codormaz. Sì, ha senso, avanti. Comunque non mi ricordo se l'avevo detto nel video della salita di Albana, ma il primo pezzo, pensandola in salita, il primo pezzo bellissimo, asfalto top, porta un paio di punti. La seconda parte, secondo me, solo da salita diciamo, perché in discesa come sono sceso adesso, la prima parte in discesa direi no, molto rovinato l'asfalto, pieno di rami, oggi che c'è tanto vento, non pulita, ecco, però poi appunto la seconda parte in discesa, che sarebbe la prima in salita, tanta roba. Comunque c'è vento oggi, ce l'ho in faccia fino all'attacco della salita. Spinte oggi, Mi sono fermato a fare un refill borracce. Prendiamo la salita di Codormaz, su di qua. Allora, dovrebbero essere poco meno di 11 km totali per 520 metri di dislivello, una roba del genere. Vediamo di non fare gli eroi, mettiamo la corona piccola perché tutto il dislivello è nei primi 5 km. Poi molla e c'è un ultimo dente, mi pare arrivati in cima. Non è una salita banale. Inizia la parte dura fra meno di 1 chilometro, cioè tipo qua, 500 metri. La roba è steep, come direbbero i miei colleghi giovani. Qua siamo al 15. Nonostante abbia caricato la traccia, non ho capito perché il Brighton me l'ha spezzata in due sta salita. I primi
Primo chilometro duro e adesso fa iniziare un'altra salita. Tanto sempre fatica si fa. I pezzi dove molla un attimo tipo all'8% come qua hanno il vento contro perché sono un po' più esposti. Ale! Mi ricorda un po' via Masseris per salire a Monte Maggiore e Mataiura. E vabbè, allora ditelo. Dopo i primi 2,5 c'è un piccolo risciacquo e poi riprende. Dovrebbero essere almeno un altro chilometro, forse 2 duri. Non facciamo gli eroi, mettiamo la piccola. Posto. Bellissimo, anche durissimo. Lavori. Gentile, si è fermato. Ho fatto 20 km, 6,70 di dislivello, più di quello che avevo previsto. Qualcosa è stato sbagliato nella pianificazione. Ale! Ho fatto questa clip più per ricordarmi per me di stare attento e di guardare bene. Pianificato dovevano esserci meno metri di dislivello in 20 km. Non so perché. Vabbè. Allora il grosso dovrebbe essere andato, appunto. Qua ultimo pezzetto duro e poi credo solo dentelli.
a destra Stregna, a sinistra per Castelmonte. Non mi ricordo se questa strada c'era nel percorso della ITI di quest'anno, ero abbastanza stralunato dalla caduta, onestamente non me lo ricordo, dopo vado a verificare o magari lasciatemi un commento qua sotto. Cialla.
così la vedo per una prossima salita. Inforcare rapportini. Sì, sì, ora. SWAT corner di qua? Esatto. Later. 3 ore e 71 con 1100, giro salvato, carico e corriamo a casa. Allora, mentre la macchina si raffredda io smetto di sudare, vi faccio il bilancio. Allora, salita Codromac non banale, salita tosta, tutta a dentello rinsciacquo, a parte l'inizio che è abbastanza costante ed è tutta dura nella prima parte. Sicuramente no
da discesa, non scenderei da lì, e vi giro questo consiglio dopo che anche a me hanno consigliato di non scendere da Kodormaz perché appunto l'asfalto non è il top. A dire la verità mi sarebbe piaciuto farne 2 oggi, però poi ho beccato i ragazzi su e devo dire che oggi è andata abbastanza dritta la giornata, non ho avuto inconvenienti né con il caldo né con il bere né con il mangiare, quindi me la sono goduta, o meglio la seconda parte del giro mi sono goduto il giro con loro e basta. E alla fine ci siamo trovati con Luca e Michele, Mitch e Alberto, che avrete visto sicuramente in qualche clip. Alla fine siamo scesi al Trivio, io e Luca, abbiamo beccato Mitch e Alberto, siamo tornati su, abbiamo mangiato uno strudel al bar, quello arancione rosso che c'è vicino al santuario, siamo scesi, poi Mitch è tornato verso Udine come Luca e abbiamo fatto ancora un giretto qua sotto, io e Alberto, ancora un'oretta, quindi alla fine sono uscite 3 ore, 71-70 con 1100, devo dire bene, dai, sono contento, bevuto giusto, coi carbo mi sono gestito bene, ho preso anche un gel, quindi tutto gestito a dovere. Dai, bisogna andare avanti con questo brevetto e niente, fatemi sapere se girate qua in zona, se vi è piaciuto questo giro, se avete fatto il brevetto, se lo state facendo, magari ci si trova qua in zona per fare qualche salita insieme. Quest'anno in salita non vado avanti, ma così bisogna allenarsi. O meglio, sto diventando un vitello da pianura, che non mi piace perché mi piace divertirmi in salita, ma mi sono allenato così e quindi questi sono i risultati. Ho fatto un piccolo grande fioretto per diciamo la fine di questa stagione e la prossima, quindi me lo tengo per me, ma mi impegno, mi rimetto in forma e dopo si fa. E basta, vado a casa. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se volete chiedere qualcosa lasciate un commento, in descrizione c'è il link al giro su Strava, ma sul sito dei Draghi che hanno organizzato il brevetto ci sono tutte le tracce. Basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!